Buon pomeriggio, ma dove ci troviamo e con chi siamo? Fiume di Nisi, provincia di Messina, noi siamo il gruppo folk Valdinisi, canterini fiuminisani. Come ti chiami? Sofia. E tu? Giorgia. Il gruppo folk di Fiume di Nisi rappresenta la nostra identità, l'identità della Sicilia, vero? Raccontato in giro per il mondo il nostro folklore. Sì, della Sicilia e di Fiume di Nisi in particolare. Canzoni, musica, quadri in cui spieghiamo i lavori che ormai vanno perdendosi, come per esempio la lavorazione del grano, la vendemmia. E qui avete portato anche il sapone fatto in casa, e il sapone fatto con l'antica ricetta delle nonne. Sì, con l'olio, cenere, questa è la marmellata di mele cotogne e poi varie torte. Un modo per valorizzare i prodotti antichi e anche per raccogliere fondi per il vostro gruppo? Sì. Che anni fai parte tu? Io del gruppo dal 2004, quindi ho 26 anni Da piccolina? Sì, sono entrata che avevo 6 anni nel gruppo, quindi sì. E anche oggi ci sono giovanissimi e poi anche gli anziani che fanno parte del gruppo, che raccontano la nostra Sicilia, lì vediamo alcuni Sì, scatti. ci sono alcune foto dei vari posti in cui siamo stati con i ragazzi. Vi troveremo con questo stand per tutte le giornate di Capricci d'autunno e poi ci sarà anche il momento della vostra esibizione. Sì, quando? l'ultima domenica, quindi il 10 novembre alle 19 saremo qua a ballare. Allora salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia e li invitiamo a Fiume di Nisi per Capricci d'autunno 2024. Ciao Stefania, ciao ciao. Ciao. Ciao ciao ciao.